quest'anno è arrivato il sostegno della Regione Veneto al Toccatin. Certo, quest'anno è arrivato il sostegno della Regione Veneto al processo di candidatura del Toccatin. In realtà il sostegno al Toccatin come manifestazione c'è da tempo, perché la Regione ha sempre visto con favore questa iniziativa, ne ha sempre riconosciuto la serietà prima di tutto, la grande organizzazione, la potenzialità anche per lo sviluppo della città, il valore culturale, insomma questo come festival. Poi da quando gli organizzatori del festival hanno intrapreso questo processo di candidatura di iscrizione nel registro delle buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio immateriale, che è una cosa che sembra complicata, ma insomma vuol dire che si considera questo insieme di attività, che non è solo il festival che si svolge in questi 3-4 giorni all'anno, ma tutte le attività che ci stanno dietro, tutte le relazioni che stanno dietro la costruzione di questo festival, si considera questo complesso di attività come una pratica da diffondere, da riconoscere, poi anche da diffondere, ma da riconoscere soprattutto come buona pratica, perché il patrimonio immateriale, che nel caso è quello dei giochi, venga salvaguardato. Questo è il senso di questa candidatura e quindi in questo la Regione ha deciso di sostenere questo processo di candidatura, riconoscendo anche in questo caso, perché già li conosceva, la serietà degli organizzatori, quindi del processo, perché loro si stanno facendo supportare molto anche scientificamente, da un punto di vista scientifico, che è una cosa importante per presentare una candidatura di valore. Hanno alle spalle una rete nazionale e internazionale, che è un altro elemento importante, visto che la candidatura che si presenta è internazionale, quindi ci sono alcuni elementi che la Regione ha riconosciuto di valore, quindi per questo ha deciso di sostenerla quest'anno. Ecco, tra gli obiettivi c'è anche quello di creare delle attività permanenti, diciamo, di sensibilizzazione anche a livello regionale sul tema del gioco. Sì, sul tema del gioco diciamo che questa è la realtà di spicco sicuramente, però noi guardiamo a questa realtà e anche al valore che questo processo di candidatura darà a questa realtà, proprio come spunto per poter allargare al territorio regionale questo tipo di, cioè non portare il Toccatin da un'altra parte del territorio regionale, non è questo, ma portare i valori e l'esperienza del Toccatin in modo che possano essere utili a altre realtà regionali. In questo sì, quindi fare una rete regionale in cui l'organizzazione del Toccatin sarà un momento fondamentale, insomma, un soggetto fondamentale. Ecco, da un evento locale adesso a un'occasione internazionale, è un vero e proprio esempio positivo, anzi quasi un traino per la Regione Veneto. Assolutamente, è un motivo di orgoglio anche, cioè avere nella regione realtà di questo tipo, perché questo è un processo che veramente sale dal basso, quindi qui la regione lo riconosce, ma non è stata la regione ad attivarlo, quindi riconosce questa grande energia, questa positiva energia appunto di una realtà locale che è stata capace con le sue forze, con le sue capacità di creare una rete internazionale, quindi di pensare a livello internazionale, quindi di avere una dimensione tanto locale quanto più ampia, nazionale ed internazionale. Quindi questo va assolutamente riconosciuto e questo processo va aiutato.